Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Ed eccoci, allora siamo prontissimi come sempre ad iniziare una nuova puntata di Made in Polesine, come sempre su Diva FM e su Made in Polesine Web TV. Io sono Davide Stefanelli. Leandro Maggi, buongiorno. Buongiorno, benvenuti. Un'altra settimana è passata, quindi siamo pronti. Ma che giorno è oggi? Ma oggi è il giorno di Ferragosto. Giorno di gavettoni, mi raccomando, anche se c'è il tempo così, ma gavettoni come se piovesse. Comunque, giorno di Ferragosto, 15 agosto, noi siamo qua. Siamo qua. Siamo qua perché siamo stoici e non molliamo mai. Naturalmente salutiamo anche i nostri amici che ci ascolteranno in replica sabato mattino tra le 11 e mezzogiorno. Ecco, abbiamo detto tutto quanto, anzi mancano effettivamente le cose più importanti, i titoli di oggi. Anche il microfono un po' più vicino. Il microfono un po' più, ecco, perché non ci si sente moltissimo. Bravo. Va bene, allora, primo titolo, Notte gialla ad Ariano. Poi Mosconata, che è successo? Mosconata. Ho detto giusto, sì. No, perché non vorrei aver sbagliato qualcosa. Solidarietà al ragazzo respinto in piazza, in spiaggia. No, ma c'è scritto c'è scritto in che piazza. c'è la calligrafia che solo lui si capisce. Spiaggia. Lui per me spiaggia. Tu ti stai laureando in medicina perché scrivi come i dottori. Ripetiamo, solidarietà al ragazzo respinto in spiaggia. Respinto. Respinto. Ho sentito spinto. Ecco. Commercio 5.0 contro 1.0. Ecco qua, sono i titoli che ci porta il nostro Leandro. Poi Odissea per la guerra sulle rette. Questi sono i titoli di oggi, anche se abbiamo fatto un po' di confusione, però dai, siamo arrivati al termine, almeno per quanto riguarda la lettura. Ce l'abbiamo fatta e noi ci riposiamo perché ci siamo stressati già. È Ferragosto. Perdonateci, dai. Ci sentiamo subito dopo per continuare, anzi per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine. Allora, vogliamo iniziare questa puntata di Made in Polesine? Vogliamo fare? Sì, andiamo subito con il primo titolo di oggi. Parliamo di Notte gialla ad Ariano. Perché sai, notte bianche, notte di qua. Sono notte gialla, effettivamente questa. Perché è tutto giallo. È una novità. Allora, che dire? Innanzitutto che facciamo i complimenti ad Ariano nel Polesine, con tutti i paesi che stanno facendo fiere contro fiere. Siamo veramente nel clou dei clou. Purtroppo c'è la fiera di Donada, però il tempo non è stato clemente fino adesso, speriamo che recuperino quanto più possibile. Però ad Ariano hanno fatto una super fierona dal 31 luglio fino appunto a sabato 10 agosto e hanno fatto la notte gialla. Perché la citiamo? Primo perché c'ero anch'io e quindi questo e quindi già è un buon motivo per ricordare. Ma poi dopo perché un paese come Ariano, che proprio notoriamente è un paese un po' invecchiato. Sì. Però quando ci sono le fiere è uno di quelli più attivi e noi facciamo i complimenti naturalmente a tutti i volontari della Proloco eccetera, Mara Santarato in particolare che è la presidente. Però quella serata era con tutte le associazioni che fanno parte appunto di Ariano, proprio tutte, Hauser, officine sociali, della box, del motociclismo. Complimenti, veramente, è stata una cosa molto fatta bene, ben architettata e orchestrata appunto dalla Proloco. Tombolona finale naturalmente non mancava, però mi faceva piacere sottolineare che un paese come Ariano, che fondamentalmente, anzi penso che sia uno dei paesi più vecchi proprio come popolazione di tutta la nostra provincia, riesce quando c'è la fiera ad animarsi come altri paesi non riescono. Complimenti veramente. E visto che stiamo facendo i complimenti, era la prima volta che io li presentavo e li vedevo proprio in funzione agli amici della regina Elisabetta di Adria, che guarda, messi bene, vestiti bene, molto plausibili. Sai che sono andati anche a una mattina col Gabibbo, sono andati a Buckingham Palace, hanno avuto anche una citazione da parte della regina, quindi complimenti alla regina Elisabetta di Adria, alle guardie giurate che a loro volta complimentissimi perché hanno il baldaccone in testa che faceva un caldo che è così devono stare, cioè bravi. Comunque dai,
Visto che non vogliamo celebrare le nostre eccellenze polesane, celebriamo questa volta una Proloco che si è comportata e sta lavorando molto bene. Molto molto bene, bene. Bravi. Quindi chapeau a tutto Ariano, ecco, A tutto Ariano. Bene, allora abbiamo così esaurito il nostro primo argomento di oggi, ci sentiamo tra pochissimo per continuare Made in Polesine. E siamo pronti a ripartire con la puntata di oggi di Made in Polesine. Adesso oggi facciamo una cosa, saltiamo di qua e di là con il titolo, non andiamo in ordine di lettura, quindi passiamo a questo punto a questo titolo che è molto 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 importante, diciamo, insomma, solidarietà al ragazzo respinto in spiaggia. Sapete che la scorsa settimana questo è successo, insomma, sì, ne ha parlato molte polemiche, tutti i giorni, ne ha parlato e così via, insomma. Ne ha parlato anche i TG nazionali, eccetera eccetera. Cosa è successo? Che in un bagno di sottomarina, che poi tra l'altro è stato chiuso proprio per questo discorso per 15 giorni, e un ragazzo di colore che abita ad Adria, il Pietro Braga, si presenta e non l'hanno fatto entrare. Allora, innanzitutto, se le cose fossero così, solidarietà al 100%, ed è giusto anche la chiusura temporanea appunto del bagno e quindi il danno economico che appunto il bagno potrebbe avere. Le cose sono andate così, chi siamo noi per dirlo? C'è comunque un clima da una parte in questo momento qua effettivamente di razzismo strisciante, però dall'altra parte c'è un momento anche di caccia alle streghe, che molto spesso si interpretano cose che sarebbero normali in altri casi, magari siccome la giustificazione da parte del titolare ha detto guarda, il nostro bagno effettivamente nelle fotografie che vediamo su Facebook ha dei dipendenti che sono africani e marocchini, quindi non potete citare, nessuna discriminazione, non c'è nessuna discriminazione. Avevamo chiesto, questo qua io cito quello che ha detto il titolare, avevamo chiesto un attimo al ragazzo per controllare e lui ha contestato questo. Allora, come ripetiamo, noi non sappiamo bene come sono le cose e non vogliamo assolutamente sbilanciarci su questo. Se il fatto verrà dichiarato appunto caso di razzismo, massima solidarietà in assoluto al giovane, ed è giusto che il bagno venga penalizzato con la chiusura e non solo. Però, come ripeto, c'è questo tipo di caccia alle streghe, nel senso che ormai questo politicamente corretto, quando ti sbilanci per qualsiasi argomento che può essere da una parte sulle persone di colore, dall'altra parte sui gatti, i cani eccetera, dall'altra parte ancora, insomma ce ne sono tante cose sensibili che basta che tu ti sbilanci, ti cascano addosso un miliardo di c'è sempre qualcuno che vuole mettere la politica di mezzo anche c'è sempre qualcuno ci vuole mettere la politica di mezzo, quindi ci vorrebbe un momento di rilassamento. Keep calm, sì. Keep calm, perché altrimenti non ne veniamo fuori. Cioè, vabbè, questo era quello che volevamo dire. Quindi solidarietà, come ripetiamo, a Pietro Braga e alla sua famiglia, sì, che sono di Adria, eccetera. Vorremmo saperne di più, ma vorremmo anche non saperlo forse. Però stiamo attenti con questa caccia alle streghe in ogni campo. Tu prova domani a dire che i cani sono brutti e dovrebbero mangiare le stesse cose che mangiamo noi di scarto. Scatta un meccanismo. Scatta il mondo. Dai. Vabbè, tanto per dire. Sì, dai, insomma, era giusto sottolineare anche questo aspetto, insomma, ecco, anche se non abbiamo effettivamente gli elementi. Ne parliamo sempre in generale, poi dopo c'è la magistratura che guarderà chi siamo noi. Bene, vabbè, dai, questo, brevissima pausa, torniamo tra poco. Ma che bello, anche il giorno di Ferragosto noi siamo qua, miei cari, siamo qua. Se lo dico per gli amici, non andiamo mica via. Per gli amici che ci ascoltano, sì. C'è il condizionatore chiuso, o perlomeno appena aperto, che non funziona. È acceso. C'è caldo. Sì, perché siamo arrivati all'ultimo istante. Dai. Ma tu sempre sottolineare queste cose. Sì. Fuori onda, a me piacciono. Perché dopo hai braccino corto, qua e là, insomma. Vabbè, insomma, sei un amico. Sei un amico, dai, insomma. I media non guadagnano in questo momento. E cosa vuoi fare? E quindi noi soffriamo il caldo. Vabbè. Allora, parliamo a questo punto di commercio 5.0 contro 1.0. Cosa vorrà dire? Questi sono i titoli talmente criptici che mi porta e non riusciamo a capire, insomma, cosa. Allora, intanto cominciamo da un dato che ci dà la Confesercenti.
i numeri del commercio, 194 imprese hanno chiuso in 12 mesi. Poi altro punto di riferimento, che le svendite non sono partite, quest'anno si stanno lamentando i commercianti che le svendite sono in calo tantissimo rispetto agli anni scorsi, e quindi aziende specialmente nel settore abbigliamento e non solo, che aspettavano da giugno in su di poter smaltire il magazzino, anche perché c'era stato un maggio piovoso, certo, e non solo, però si stanno leccando le ferite. Perché parliamo di commercio 5.0 e commercio 1.0? Perché sappiamo tutti che in questo momento qua uno delle offensive più grandi da parte dei commercianti non sono i centri commerciali, che erano le bestie nere fino a pochi anni fa, è l'e-commerce, praticamente Amazon in particolare, ma eBay, Zalando, eccetera. La gente si sta, negozi online, ecco. I negozi online, l'e-commerce sta veramente mettendo in ginocchio tutti. E dico 5.0 perché sono stato al centro commerciale Clodì a Chioggia, e c'è un cassone gigantesco che sarà 4 metri per 2, elettronico, dove Amazon deposita le sue vendite. Praticamente tu compri da Amazon, siccome uno dei problemi è che se arriva il corriere e non ti trovi in casa, se lo riporti indietro. Esatto, sì. Sappiamo che ci sono dei punti vendita, dei punti di raccolta anche in tanti centri commerciali, tabaccai, eccetera. Amazon ha voluto superare ancora di più questo, mettendo appunto delle cose elettroniche, sono delle specie di armadi, tu metti il codice, si apre il cassetto dove c'hai il tuo prodotto, e quindi 24 ore su 24 puoi andare a ritirare. Che dire, come facciamo a far concorrenza a questi qua che hanno risorse illimitate, hanno il mondo in mano, hanno IVA e non solo favorevole, perché poi c'hanno nei paradisi fiscali, esatto, sì. Quindi è veramente, hanno dei prezzi veramente, sì, anche perché sai, da noi c'è il 22% di IVA, sperando che non arrivi il 25,6%. Ma arriveremo. Loro hanno una tassazione che magari sono in Irlanda al 3-4%, cioè quello c'è un 20% in meno, e quindi qua ti consegnano la roba entro 24 ore, quindi siamo veramente parlando di extraterrestri contro Medioevo. Esatto, sì. Quindi bisognerebbe che i nostri governanti anche questo argomento lo affrontassero. Molto molto importante. Ripetiamo, 194 imprese in 12 mesi solo nella provincia di Rovigo hanno chiuso. Vuol dire che 194 famiglie non fanno più reddito. Tanto per ridurre il... O si devono inventare un'altra cosa. Inventare un'altra cosa. In questo momento qua, in Italia in particolare, le dura. O è meglio non farlo, perché dopo... Quindi solidarietà a tutti i commercianti, e un appello ulteriore, visto ma chi siamo noi, tanto non ci ascoltano, ma sì, ai nostri governanti che ci diano una regolata, cioè o lavoriamo ad armi pari, nel senso che anche Amazon e eBay eccetera hanno le stesse nostre diritti e doveri, o se no, invece di 194 imprese, il prossimo anno saranno 1940. Esatto, sì. Vabbè. Va bene. Allora, questo era un altro argomento che ci piaceva comunque sottolineare, insomma, per rimarcare un po' qual è l'andamento attuale, soprattutto nella nostra provincia, anche se sappiamo la nostra è veramente la Cenerentola del Veneto, però in questo caso, insomma, dai, 194 aziende che chiudono, insomma, non sono bustoline. Ci sentiamo tra poco. Siamo pronti a continuare Made in Polesine, come sempre su Diva FM e su Made in Polesine Web TV. Adesso parliamo della Odissea per la guerra sulle rette. Allora, cosa è successo? Un episodio di cronaca, che purtroppo una signora ammalata di Alzheimer è stata sfrattata, dimessa e riportata in casa di riposo l'anziana ammalata di Alzheimer al centro di una vicenda finita a denunce. Praticamente al centro Bottoni di Papozze, una signora appunto che ha questa patologia, che chi purtroppo la conosce perché ha in famiglia qualcuno, è una patologia veramente tragica, ha bisogno di assistenza 24 ore su 24. Questa signora qua è stata dimessa. Allora, questa signora l'hanno dimessa, è arrivata a casa e non hanno aperto la porta alla figlia, e quindi è dovuta ritornare indietro, e l'hanno riricoverata ancora. Allora, innanzitutto
anche qua siamo nella giornata delle solidarietà a questa signora che purtroppo... Beh, certo, sì. Però dall'altra parte c'è che la casa di riposo dice non ci pagano la retta, noi abbiamo una responsabilità e degli obblighi verso la struttura, verso i dipendenti, bisogna pagarla sta gente, eccetera. È il famoso caso dal quale non ne vieni fuori. L'Italia fino a pochi anni fa era famosa per un welfare che nonostante tutto funzionava, specialmente nel settore sanitario. Aumenta sempre di più il bisogno di assistenza perché, come detto nel primo step, stiamo diventando un paese sempre più vecchio, sì. e tra l'altro più si è vecchi più le patologie tipo Alzheimer aumentano, e quindi cosa facciamo? Cioè, trovare una soluzione in questo caso non è fatica, facile, è fatica. Assolutamente. Deve intervenire lo Stato per tirare fuori questi 40.000 euro? Vabbè, però dopo la coperta è corta, ti tiri via da un'altra parte. Allora, che appello possiamo fare? Possiamo fare che bisogna che mettiamo a Roma delle persone competenti. Non ci si può improvvisare in nessun campo, in questo qua in particolare. Vabbè, questo è un settore veramente molto sì. Delicato. Questo è molto delicato, noi facciamo come sempre solidarietà a tutti, a questo punto anche alla casa di riposo, perché effettivamente è una patata bollente che non riesce a venire fuori. Esatto. Come fai a risolverla? Al momento non ci sono soluzioni. È come quando c'è la casa, la sfrattano e all'interno della casa ci sono i bambini. È vero, non è giusto sfrattare. Però uno che magari non gli viene pagato, è il padrone dell'appartamento e non gli viene pagato l'appartamento da 2 anni. Sì, poi in questo caso diciamo che l'inquilino ne approfitta perché sa che in questo caso non può essere sfrattato, perché avendo i bambini piccoli, insomma, ecco, la legge prevede. Dall'altra parte sì. Aumentano gli affitti nelle case popolari. E così via. Qua potremmo andare all'infinito. Andiamo assolutamente fuori. Dai, allora ci sentiamo tra. Noi l'abbiamo detto. Sì, ci sentiamo tra pochissimo per l'ultimo argomento di oggi. Faccio l'ultimo. Se dobbiamo votare, mettiamo gente che un pochino sanno muoversi anche su queste cose. Trovarli. È ultimissimo argomento di oggi che andiamo a affrontare in Made in Polesine. Questa mosconata che è successo? Cioè, mosconata cosa si intende? Allora, finiamo in bellezza perché abbiamo fatto cose divertenti e poi cose un po' più tristi e poi cose più tristissime. Parliamo della mosconata di Rosolina Mare. Rosolina Mare quest'anno sempre più all'avanguardia, fanno come ogni anno, è la 16ª edizione, la gara di mosconi tra i bagni. 12 bagni hanno partecipato a questa gara ed è stata una cosa simpatica, veramente centinaia di persone sulla battigia che guardavano i mosconi partire, tutti i bagni poi si erano vestiti, preparati in maniera anche abbastanza variopinta, bravi. Allora, sono partiti dai bagni del Moro fino al club Rosa Pineta, hanno coinvolto turisti, animatori e titolari che hanno animato una festa divertente e colorata. Questa edizione è stata vinta dal Bagno Bella Rosa, il secondo classificato Bagno Belvedere e il terzo Bagni del Moro. Il Bagno Azzurro, premiato come il gruppo più folcloristico ed eletta Miss Mosconata, Emily Duo del Bagno Belvedere. Già ti viene da ridere solamente ascoltando la notizia, insomma, ecco perché la mosconata. Se guardate poi su Facebook Made in Polesine ci sono anche le foto di Ilo Gianella, che salutiamo perché se c'è una persona che si sta prodigando perché venga promosso un sacco di cose a Rosolina Mare è Ilo Gianella. Bravo Ilo, che salutiamo. Va bene, ok. Allora, chapeau a questa iniziativa. Cos'è il primo? 16ª edizione. Sì, vedi, gli altri anni non si era mica tanto messo in evidenza. Perché l'altro anno tu eri alle Sciscelle, quindi non sapevi cosa succedeva qua. È vero. Hai fatto i soldini. Non so se torno. Quest'anno che sei un pochino più in bolletta. Non so se torno però. Non mi è piaciuta. Dai, allora tra pochissimo arriveranno i saluti. Ed eccoli qua, i saluti stanno per arrivare perché siamo veramente giunti al termine del nostro appuntamento.
questo appuntamento del giorno di Ferragosto, quindi in piena zona ferie, diciamolo, che il Ferragosto è proprio il momento clou, ecco, diciamolo. Sì, volevamo salutare i nostri amici naturalmente che ci ascoltano anche in replica il sabato mattino tra le 11 e mezzogiorno, quindi non sarà più Ferragosto ovviamente. Sarà il 17. Quello che è. Bene, allora noi ci sentiamo la prossima settimana come sempre su Div FM e su Made in Polesine Web TV, quindi da parte mia Davide Stefanelli e Leandro Maggi, vi auguro di un buon proseguimento di giornata e il nostro classico countdown non può mai mancare assolutamente. 3, 2, 1, ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.